Alberto Trentini questa sera al Lido, una preghiera per chiedere la sua liberazione. Tapparelle alzate in casa, ma i genitori Armanda ed Ezio restano in silenzio aspettando notizie dal governo. So cosa provi, rimani sereno. Messaggio speciale ad Alberto Trentini da parte di Marco Zennaro, imprenditore veneziano rimasto per un anno in carcere in Sudan prima di essere liberato nel 2022. L'omicidio di malcontenta di Mira, l'inchiesta ricostruisce gli ultimi istanti di vita di Sergiu Tarna, mentre dopo l'arresto del killer il vigile Salvagno prosegue la caccia al complice ancora in fuga. Svolta nelle indagini sulla morte di Alex Marangon, ci sono i primi 5 indagati, la proprietaria Curanderos e gli organizzatori del rito sciamanico, test sul cappello ai partecipanti. In centinaia per l'ultimo saluto a Massimiliano Ferru, alpinista 49enne che ha perso la vita travolto da una slavina. Gli amici, sarai con noi in ogni passo. Bilancio positivo per il primo weekend di saldi. All'outlet di Noventa di Piave crescono gli acquirenti provenienti da tutto l'est Europa. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque in primo piano, lo avete sentita, l'attesa per Alberto Trentini. Questa sera al Lido una preghiera per chiedere la sua liberazione. Ce ne parla proprio da lì, dal posto, il nostro Lorenzo Maier assieme a Edoardo Paris. Lorenzo, buonasera, a te la linea. Buonasera Daniela, grazie per la linea, buonasera a te e ai telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo qui davanti proprio alla chiesa di Sant'Antonio, a pochi metri dalla casa dei genitori di Alberto Trentini. È in corso la messa molto partecipata e siamo anche in compagnia, lo ringraziamo per essere con noi, dell'avvocato ex sindaco di Venezia Ugo Bergamo, venuto qui proprio per portare la sua vicinanza alla famiglia Trentini. Ugo Bergamo anche parrocchiano di questa parrocchia e persona che si impegna molto per il Lido e per questo territorio. Ma se sei d'accordo, intanto farei vedere il servizio che abbiamo preparato sulla giornata di oggi. Sono oltre 400 i prigionieri detenuti nelle carceri venezuelane che sperano e attendono di essere liberati dopo la caduta del regime di Nicolás Maduro. Gli italiani, insieme ad Alberto Trentini, circa 28, dei quali per ora sono stati scarcerati. Solo gli italo-venezuelani con doppio passaporto. Continuano però i contatti per il nostro connazionale Alberto Trentini e la sua comunità. La parrocchia di Sant'Antonio Lido di Venezia si ritrova puntuale in preghiera anche per chiedere durante l'Eucaristia in modo incessante la sua liberazione. Nel pomeriggio qualcuno per un attimo ha anche alzato le tapparelle di casa Trentini, ma i genitori Armanda e Ezio restano chiusi in casa in attesa di ricevere notizie. La presidente Meloni ha pubblicamente definito un gesto di grande valore la decisione della presidente dell'Assemblea venezuelana Delcy Rodriguez di liberare molti prigionieri, e questa dichiarazione forse potrebbe aprire la strada anche a importanti sviluppi positivi per Alberto Trentini. Intanto il ministro degli esteri, il vice premier Antonio Tajani, è al lavoro con il team della Farnesina e chi a Venezia e in Veneto è uno dei più suoi stretti collaboratori. In Forza Italia è l'assessore comunale veneziano elidense Michele Zuin, con un ruolo amministrativo anche nel partito, che dice: sono ore d'attesa in questi giorni per la liberazione del nostro concittadino Trentini. Tutti noi speriamo in una soluzione appunto dopo quello che è successo in Venezuela e dopo le liberazioni che ci sono state in questi giorni. Il ministro degli esteri sta facendo il possibile, ha parlato con gli Stati Uniti in modo tale anche lì di sollecitare la liberazione del nostro Trentini. Ci sono in queste ore difficili speranza e fiducia. Speriamo che arrivi quanto prima questa bella notizia che aspettiamo tutti noi cittadini italiani e soprattutto veneziani del Lido e soprattutto la famiglia. Ecco, esatto, è una speranza di tutti, ovviamente della famiglia. Oggi non ci sono state apparentemente novità clamorose, ma c'è comunque un lavoro e c'è attesa. Allora, avvocato Bergamo, grazie per essere con noi e la sua vicinanza, la sua partecipazione a questo momento.
Siamo tutti accanto alla famiglia, accanto ad Alberto, sperando che le speranze si tramutino presto in realtà, che quella notizia da molto tempo invocata arrivi, la liberazione di Alberto. Credo che la famiglia in questo momento va rispettata nel suo silenzio, nelle sue preoccupazioni, ma la diplomazia deve fare il suo corso, non servono forme di protesta, anche se nel nostro cuore c'è una ribellione immensa. Vogliamo che il regime capisca che non può perpetrare queste crudeltà verso tante persone, tanti uomini, tante donne che sono stati lì in Venezuela soltanto per cooperare, per lavorare, per aiutare a crescere una comunità, una popolazione, per essere accanto. Ecco, i nostri cooperatori nel mondo devono sentirsi accolti, tutelati, rispettati per i valori che portano, che sono quelli più importanti della solidarietà umana. Quindi la notizia non può che riempirci, si arriverà presto, ogni minuto è un minuto in più di sofferenza che deve cessare, ma darà ancora speranza che si possa testimoniare nel mondo i valori che l'Italia ha profondamente nel cuore, che sono quelli di una grande solidarietà, di un grande impegno per portare benessere, sviluppo, per aiutare le popolazioni tutte a crescere. Quindi Alberto è un po' un simbolo. Alberto è diventato un simbolo come in questo luogo. Le finestre illuminate di Casa Trentin lo sono state, lo sono ancora, e presto speriamo di venire qui sotto a queste finestre a festeggiare quell'evento che da tanto tempo è da tutti noi atteso. Grazie mille all'avvocato Bergamo, ex sindaco di Venezia con numerosi incarichi istituzionali. E un altro messaggio importante per Alberto è arrivato da un veneziano che ha vissuto per certi versi una storia simile alla sua, Marco Zennaro. Se sei d'accordo farei sentire le sue parole e vi saluto e ti restituisco la linea. Buongiorno Alberto, mi riferisco direttamente a te come se ti potessi sentirmi, perché capisco molto questa situazione che stai vivendo, avendola anch'io un po' trascorsa. Sono i momenti dove sembra tutto che si sia risolto, ma bisogna tenere salda la barra dei comandi e essere tranquilli perché la soluzione è vicina, ma non è ancora stato risolto. Mi ricordo ad esempio nel mio caso dove sembrava tutto risolto e mi ricordo col dottor Vignali andati all'aeroporto per 3 volte prima di prendere il volo che mi riportasse a casa, per tutta una serie di circostanze al di fuori del nostro controllo. La situazione in Venezuela deve essere molto confusa e in continua evoluzione. Ci auguriamo che da un momento all'altro la notizia che tutti stiamo aspettando qui a Venezia arrivi. So che c'è molta trepidazione, capisco anche tutta l'ansia che possono provare i tuoi genitori. La cosa principale che mi sento di dire è di mantenere la salda la barra dei comandi e essere sereni, non fare cose avventate. Ci siamo e quindi veramente con la preghiera, con la speranza, con tutto quello che necessita il caso, domani ti aspettiamo qua. E se non è domani sarà dopodomani, e se non è dopodomani sarà prima possibile, perché tutti quanti ci auguriamo che questa storia finisca ed è arrivato il momento. Forza Alberto. Ringraziamo Lorenzo Maier ed Edoardo Paris. Ovviamente continueremo a seguire questa vicenda sperando in una liberazione ormai imminente di Alberto Trentini. Noi ora però parliamo dell'omicidio di malcontenta di Mira. L'inchiesta ricostruisce gli ultimi istanti di vita di Sergio Tarna, mentre dopo l'arresto del killer il vigile Salvagno prosegue la caccia al complice ancora in fuga.
Dall'1 fino alle 2:18 della notte tra il 30 e il 31 dicembre Sergiu Tarna era ancora vivo, e in questa fascia oraria che gli inquirenti agganciano nuovamente alla sua cella telefonica, e solo a 2 passi da casa. Si è fermato, come fa spesso, al caffè Nova Mestre in via Milanese 169 a Mestre. Questo non è un semplice bar, è il luogo scelto da chi lo frequenta come ritrovo e spesso per confidarsi, perché qui ci conosciamo tutti, siamo una famiglia, racconta fuori il microfono dall'altra parte del bancone il titolare. E questo l'ultimo posto dove Sergiu ha trascorso l'ultima ora di vita prima che venisse sequestrato e ammazzato. Il sequestro avviene alle 2:20 sempre del mattino, cioè appena 2 minuti dopo che Sergiu Tarna lascia il bar, quando viene caricato con la forza in auto. Da qui il suo spostamento prosegue da via Etruria, attraversa la rotatoria della Romea e punta verso via Pallada a Malcontenta di Mira, nel buio più profondo. È infatti intorno alle 2:30 che il suo smartphone registra lo spostamento lungo questa strada isolata in mezzo ai campi, che il suo uccisore, l'agente municipale Riccardo Salvagno, conosce bene, visto che si trova dalla parte opposta a dove abita. L'omicidio si consuma probabilmente alle 2:43 nel campo agricolo, dove il corpo di Sergiu verrà ritrovato poche ore più tardi, freddato con un colpo di pistola alla tempia. Da questo momento in poi la fuga di Salvagno, ora trasferito dal Santa Maria Maggiore di Venezia in altra struttura penitenziaria per evitare possibili aggressioni. Con il suo complice ancora in fuga e latitante, gli inquirenti ritengono si tratti di un cittadino albanese intercettato l'ultima volta da un sistema di lettura targhe a Gorizia e che sembra abbia varcato il confine tornando probabilmente nel suo paese d'origine. Ed ora la vicenda di Alex Marangon, morto dopo un rito sciamanico all'abbazia di Vidor a Treviso. Sono 5 gli indagati da parte della Procura di Treviso, deciso anche il test del capello a tutti i partecipanti alla cerimonia. La mamma del barman di Marcon, 1 anno e mezzo per avere gli indagati. Troppo tardi sì, secondo me sì, perché comunque si sapeva già dall'inizio chi era coinvolto. La disperazione di una mamma per la perdita del figlio, l'amarezza per il troppo tempo passato dalla morte. Solo ora risultano 5 gli indagati dalla Procura di Treviso. Si tratta di Alexandra Diana da Sacco, moglie del conte, proprietaria dell'abbazia di Vidor, dove si è consumata la tragedia, di Andrea Zuin e della compagna Tatiana Marchetto, ovvero gli organizzatori del rito sciamanico, e dei 2 curanderos colombiano Johnny Benavides e Sebastian Castillo, tuttora irreperibili. Da quel terribile giorno sono passati 19 mesi. Alex Marangon, dopo aver partecipato ad un rito sciamanico, è morto cadendo dalla terrazza dell'abbazia di Vidor. Non è giusto che queste persone siano libere e che vadino avanti a fare queste cose in altri posti, e io non vorrei che ci fosse un altro Alex. E è giusto che vengano fermate queste cause. Morte come conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti. Sono queste le accuse rivolte ai 5 indagati che dovranno rispondere della morte di Alex, trovato senza vita nelle acque del Piave il 2 luglio 2024. Gli esami tossicologici sul giovane avevano rilevato varie sostanze. Come sapete aveva portato alla luce l'esistenza nel suo corpo di queste sostanze, quella ayahuasca in particolare, che noi da sempre sostenevamo essere stata somministrata in quella maledetta serata. Fra l'altro la Procura ha anche comunicato che verrà effettuato in settimana il test del capello su tutti i partecipanti al rito del 28-30 giugno 2024 per provare a individuare eventuali sostanze stupefacenti consumate. L'avvocato Tigani spiega che anche loro stanno facendo ulteriori accertamenti che poi metteranno a disposizione dell'attività giudiziaria. Proprio partendo dal dato oggettivo che era emerso inizialmente a seguito del primo esame del cadavere ad opera del professor Furlanetto, cioè quelle lesioni che erano assolutamente compatibili con un'azione di terzi, diciamo così, e che poi abbiamo visto hanno avuto una frenata, chiamiamola così tra virgolette. 5 indagati è un passo importante, dice Tigani, per la ricerca della verità. Gli avvocati della famiglia avevano già sporto denuncia anche per omicidio volontario, questo però a carico di ignoti.
Nella chiesa di Asseggiano l'ultimo saluto a Massimiliano Ferru, l'alpinista 49enne che ha perso la vita a causa di una slavina mentre con un amico percorreva una via nelle piccole Dolomiti di Recoaro Terme nel Vicentino. In centinaia alla cerimonia funebre ci è resi parte di qualcosa di più grande. Ogni passo con te, ogni pietra è un momento che abbiamo vissuto insieme, un'esperienza che abbiamo condiviso, un sorriso che ci siamo scambiati. Quando perdevamo il sentiero, gli uomini di via ci indicavano il percorso da seguire, dove avremmo dovuto muovere i prossimi passi. Così, come la tua amicizia, ci ha resi parte di qualcosa di più grande che ormai è con noi e ci accompagnerà sempre in ogni passo con te. Il messaggio scritto dagli amici di Massimiliano Ferru, 49 anni, riecheggia per tutta la cerimonia di addio. La chiesa gremita di amici e parenti è colma di messaggi, pietre e tronchi, echi di montagna che Massimiliano amava, la stessa che l'ha portato via. Lavorava con i trasporti, ma era la montagna la sua grande passione. Arrampicatore esperto, quando poteva saliva sui monti, come è successo quel fatidico 2 gennaio. La bella giornata di sport si è trasformata in tragedia a causa di una slavina. Si trovava con un amico nelle piccole Dolomiti di Recoaro Terme nel Vicentino. Viveva con la moglie e i suoi 2 figli accanto alla mamma anziana. Da una decina d'anni la sua passione lo aveva avvicinato anche allo storico gruppo degli Sgrafa Masegni dalla parrocchia del Cristo Lavoratori di Marghera, associazione attiva nella promozione dell'arrampicata tra i giovanissimi con cui collaborava attivamente. Anche loro alla cerimonia funebre. Sentita l'omelia del parroco nel ricordo di Massimiliano, che ha ricordato l'amore che nutriva per la famiglia, i figli e la madre, oltre che per tutti i ragazzi che seguiva. La montagna raccontata come simbolo di forza, natura, ma anche di pericolo, una metafora della vita che Massimiliano ha vissuto con gioia e intensità. Bilancio positivo per il primo weekend di saldi. All'outlet di Noventa di Piave crescono gli acquirenti provenienti da tutto l'est Europa. Quest'anno abbiamo avuto un calendario favorevole con un ponte lungo, un giorno in più di festivi rispetto allo scorso anno. Chi è del settore non valuta mai il singolo giorno, ma si prende solitamente il periodo, che quest'anno appunto andava da venerdì 2 fino al 6 compresi. In questi giorni il fatturato del centro ha sfiorato il 9% di crescita rispetto al 2025, già molto positivo. I saldi invernali sono appena iniziati, ma per qualcuno è già tempo di bilanci. Metro degli sconti dopo le feste natalizie, da sempre l'outlet di Noventa di Piave, centro dello shopping che attira acquirenti da tutto l'est Europa, nonché da tutto il Veneto. Riceviamo visite da Padova, da Vicenza, da tutto il Veneto, arriviamo fino quasi al lago di Garda, Verona. È il pubblico estero, proveniente soprattutto dai Balcani, ad ingigantire i numeri che tracciano il bilancio in positivo dei saldi. Non solo croati, serbi e sloveni, ma anche persone provenienti dalla Polonia, Austria e Germania, in numero maggiore in questo 2026 rispetto agli anni scorsi. Bene quest'anno anche la gestione del traffico. Abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni, da parcheggi esterni serviti da bus navette a parcheggiatori extra, a un ottimo rapporto con la polizia locale che ci ha supportato nella viabilità appena fuori dal nostro perimetro, per cui anche in questo caso devo dire un primo weekend assolutamente positivo. Sinergia e presenza nel territorio si è concluso un anno molto positivo per il Lion Club del Lido di Venezia, che si è confermato con tanti servizi una delle realtà più importanti del territorio veneziano. Tanti progetti nuovi per il 2026, lo conferma con entusiasmo e fiducia verso il futuro la presidente Daniela Salmini, guida del Lions Club del Lido al Lido di Venezia. Il sodalizio, prezioso punto di riferimento grazie al supporto di tutto il direttivo, ha avviato un nuovo modo di lavorare con il territorio, pur mantenendo storia e tradizione, valori tipici dei Lions. Più sinergia e collaborazione con il territorio cittadino. All'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò, l'incontro per gli auguri del nuovo anno è stato anche l'occasione per fare il punto. Abbiamo capito che si riesce a fare molto di più se si lavora insieme con le altre associazioni, quindi abbiamo lavorato con l'associazione del Banco Alimentare
e abbiamo fatto la raccolta alimentare, abbiamo lavorato con gli altri nostri club, abbiamo fatto a Mestre insieme con tutti gli altri club di Venezia, Marghera e Mestre, abbiamo fatto un convegno sulla violenza contro le donne e alla fine di queste cose abbiamo intrecciato un sacco di amicizie e abbiamo tanti progetti per il futuro. Il ringraziamento sincero del Presidente della Municipalità Guberti. Una collaborazione, quella con il Lions, che dura ormai da anni in vari settori, in vari progetti, quello della sanità dove abbiamo avviato dei corsi annuali con diversi specialisti in diverse materie per dare informazioni proprio pratiche su quello che può essere la patologia, il preservare, la cura, e quindi è una collaborazione che si è consolidata e che durerà anche quest'anno. Vediamo ora il presepio di Pino Antelmi di Favaro Veneto. Il presepio è realizzato con scarti di legno della culla che ha costruito per la nascita del nipotino Lorenzo. Sotto l'albero si può notare il cammino di Maria e Giuseppe verso Betlemme, base fatta sempre con scarti di legno. A me non rimane invece che salutarvi e augurarvi una buona serata. Grazie per averci seguito.